Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La finanza all'ARS per l'uso delle auto blu. Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza, ovviamente su input del PM, si è recato all'ARS per acquisire il regolamento sulle auto di servizio. Secondo quanto trapelato infatti dall'inchiesta della magistratura, si sospetterebbe che l'acquisto di sostanze stupefacenti presso Villa Zito sia stato effettuato dall'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e da un alto funzionario, entrambi non indagati, con macchine di servizio. L'obiettivo probabilmente è verificare un'eventuale ipotesi di peculato. Lampedusa, solo transito e non centro rimpatrio migranti. Ieri visita all'hotspot di Lampedusa del ministro degli Interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson. Il ministro ha sgombrato il campo dalla preoccupazione molto forte tra gli abitanti che a Lampedusa possa sorgere un centro di rimpatrio rapido per migranti e ha confermato che nell'isola rimarrà soltanto l'hotspot come base di transito dei migranti in arrivo. La commissaria Johansson ha ammesso che occorrerà aumentare l'impegno dell'Europa anche sul piano normativo. 4 dimissioni eccellenti azzoppano la legge Calderoli. Rallenta il percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata presentata dal ministro Calderoli. 4 autorevoli esponenti del comitato che dovrebbe valutare i LEP, livelli essenziali di prestazione da garantire in tutto il Paese, si sono dimessi. Sono Giuliano Amato e Franco Gallo, ex presidenti della Corte Costituzionale, Alessandro Paino, ex presidente del Consiglio di Stato, e Franco Bassanini, ex ministro. Le dimissioni sono un durissimo colpo alla norma e al ministro che la sostiene. 10 giorni alle compagnie aeree per spiegare gli aumenti. Ieri il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su sollecitazione del ministro Urso, ha incontrato le principali compagnie aeree chiedendo di avere entro 10 giorni le motivazioni del forte rialzo dei prezzi, soprattutto nelle tratte da e per la Sicilia, sia durante gli scorsi periodi natalizi e pasquali, sia relativamente al periodo estivo e al prossimo mese di agosto. Gli aumenti su base annuale hanno superato il 40%, in coincidenza peraltro di un ribasso del costo carburante. Su richiesta del presidente Schifani, sul caro voli indaga anche l'antitrust. Aumentano le risorse idriche negli invasi siciliani. Nei giorni scorsi l'autorità di bacino della Sicilia ha pubblicato il report di giugno nel quale si attesta un notevole aumento delle risorse idriche negli invasi siciliani, grazie soprattutto alle forti precipitazioni primaverili. Il presidente Schifani a tal proposito ha dichiarato che possiamo guardare alla stagione estiva con serenità, ma non abbassare la guardia. Per questo, ha proseguito, il governo regionale lavora per risolvere le criticità, aumentare la capacità delle dighe, la pulizia dei bacini e la manutenzione. Minacce mafiose a cantiere ferrovia Palermo-Catania. Pesante intimidazione mafiosa ai danni di un'azienda impegnata nel raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania. Un escavatore è stato dato alle fiamme. L'episodio è molto preoccupante poiché dimostra l'attenzione della criminalità sui cantieri impegnati nelle infrastrutture siciliane. La CISL ha chiesto di mettere in atto ogni strumento di contrasto da parte dello Stato. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.